Ola, 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 bestia come urla. Va bene, mi sento. Giulio? Sì, Sì. sì, io ti sento, te mi senti, ci Perfetto. sentiamo tutti. Siamo a posto. È anche un po' altino, un po' più basso si può fare, un po' più basso si può mettere. Puoi passare un attimino. Guarda, i più volumi sono questi. Un popoino. Allora, Questo è questo. allora, proviamo un po', senti un po', dimmi te. Ora io vai, parlo, vai, sì, vai, va vai, bene? vai. Ci siamo? Grazie. Prova un po' te a parlare? Parlo, bene? Sì. Va bene, dai. Ragazzi. Ragazzi, qui però... Sì, dopo la pista aperta avevo promesso. Ricordo, 5 anni fa l'avevi promesso. Ma perché ora gli abbiamo voluto grande gente. L'ultima elezione. Rilanciato con sempre vedere sul fondo, fare ancora una pista aperta, poi la palestra della box, poi il calzolino, poi la passato ma non manca. E dopo va a casa mia manco la Niente auto. Sono già diretto. Ci fate fare.
si cominciava bene. Prima andava il classico, no? Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini E Giulio Arnolieri. e ben ritrovati dopo un'estate caldissima, dopo una campagna acquisti della squadra rosso-blu importante. Siamo alla nostra prima diretta in quello che è il compleanno dell'Hockey Forte dei Marmi, dunque il 60° anniversario del 60° dell'Hockey Forte dei Marmi. È stato istituito questo trofeo in gara secca fra GDS Impianti Versilia Hockey Forte dei Marmi e Galileo Follonica. La squadra del Forte dei Marmi schiera la maglia giallo-verde e colori degli esordi, mentre in maglia bianca vediamo il Follonica al centro della pista. Le due formazioni che si incontreranno hanno ovviamente grandi differenze. Il Forte dei Marmi è una squadra nuova per 5 decimi, dall'altra parte invece un Follonica che ha mantenuto tutta la squadra dello scorso anno, dunque oramai non devono solo affinare quello che riguarda la parte fisica. A livello credo di intesa e tecnico non c'è niente da innovare. Le formazioni scenderanno in pista agli ordini del signor Carmazzi e d'Alessandro, le due squadre, il Galileo Follonica le vediamo in questo momento con il numero 29 Barozzi, con il numero 3 Capiddu, con il 5 Davide Panini, con il 7 Federico Pagnini, con il 9 Marco Pagnini, il bomber, con il 15 Francesco Panini, con il 4 Oscar Bonarelli, con l'8 Fernando Montigel, con il 6 Solert Liobert e con l'11 a guardia della porta, qualora se ne presentasse l'occasione, Gabriele Irace. L'allenatore è il signor Sergio Silva, perciò niente di mutato rispetto allo scorso campionato. E vediamo anche la formazione che questa sera schiera la squadra rossoblu, che sappiamo ha anche diversi innesti di ragazzi della squadra di A2. Il signor allenatore Roger Molina schiera con il numero 22 il capitano Riccardo Agnata, con l'11 Elia Petrocchi, con il 3 Marc Gual, con il 9 Pedro Gil e con il 10 Domenico Illuzzi, con il 5 Federico Ambrosio, con il 99 Rick Torner, con il 57 Chicco Rossi, con il 26 Cinquini, con il 35 Mattia Taiti, abbiamo già detto Roger Molina. Partita importante, Giulio, perché intanto è praticamente un derby con il Follonica e sappiamo come le gare con il Follonica sono sempre state gare molto tirate, e poi insomma c'è questo trofeo che tutto sommato il Forte dei Marmi già oggi purtroppo ha dovuto cedere per 9-8 alla Pumas, quello dell'Under 15, perciò immagino che stasera ci sarà la voglia di mantenerla a casa. Sì, e poi c'è il fatto che fra una settimana comincia il campionato, quindi insomma questo è praticamente l'ultimo test prima dell'esordio di sabato prossimo per quanto riguarda il Forte dei Marmi in casa contro il Montebello. Si è giustamente sottolineato il fatto che si scontrano, diciamo, una squadra del tutto identica a quella dello scorso anno, cioè il Follonica, contro una squadra che invece si è abbastanza nettamente rinnovata. Stasera ne manca anche un altro dei nuovi acquisti, ovvero sia Borgo, che ha saltato praticamente tutte le partite di precampionato a causa di problemi fisici, e quindi un Forte dei Marmi decisamente più ambizioso rispetto allo scorso anno, rafforzato in tutti i reparti, e quindi questo è un test molto probante, ripeto, sia per il valore dell'avversario sia anche perché siamo a una settimana dal campionato. Due squadre che hanno sempre vinto in precampionato, il Follonica ha giocato 2 sole partite contro il Centro Giovani e il Sarzana, il Forte dei Marmi ne ha giocate molte di più, anche se un paio, quelle di Vercelli, erano su tempo ridotto nel torneo di sabato scorso, e ha sempre vinto con Correggio, Sarzana, Grosseto e appunto Monza e Vercelli nel torneo di sabato scorso. Quindi molto interessante questa partita, anche perché poi nel recente passato Follonica e Forte dei Marmi hanno dato vita a partite molto combattute, incerte, sia in campionato che nella Coppa Italia, quindi è chiaro che lo spettacolo sarà garantito e, ripeto, sarà molto interessante vedere a praticamente soli 7 giorni dall'esordio di campionato, anche se poi in realtà il Follonica giocherà dopo, perché
nella prossimo fine settimana avrà la Continental Cup insieme al Tristano, affronterà proprio il Tristano in semifinale, però comunque è chiaro che il Follonica è già diciamo orientato su questo inizio di stagione ufficiale con la Continental Cup e poi il posticipo di campionato. E intanto vediamo il saluto al centropista delle squadre. Abbiamo detto un Forte dei Marmi molto rinnovato, ma con una qualità, veramente tantissima qualità in pista quest'anno. Ricordo che alla formazione dello scorso anno si sono aggiunti giocatori del calibro di Ambrosio, di Torner, di Chicco Rossi, che è giunto a maturità veramente importante e può garantire una serie di reti importanti là nel mezzo all'area di rigore. E poi sappiamo per Chicco, gli facciamo gli auguri perché domani effettua quello che è il primo tiro veramente importante in porta per quanto riguarda la vita extra hockey. Domani si sposa, perciò insomma Chicco sposo, sarebbe bellissimo vederla all'esordio anche segnare. Le formazioni che scenderanno in pista, ovviamente Gnata e Barozzi sono, immagino, imprescindibili come sempre, perché quando si hanno due giocatori, due portieri di questo calibro, ovviamente bisogna essere veramente mal ridotti per non far parte del quintetto iniziale. Il Forte dei Marmi lo vediamo in pista con Torner, Illuzzi, Ambrosio, Gil, dunque carichi pesanti. Dall'altra parte Federico e Marco Pagnini, Davide Banini e Montigel, perciò insomma si parte, Giulio, con le formazioni che diciamo così sono quelle più affidabili almeno al momento. Ma sì, è chiaro che comunque sono due squadre che ovviamente con diversi diciamo tipi di giocatori, però hanno una panchina abbastanza lunga, perché il Follonica praticamente i 4 giocatori che sono in panchina possono sicuramente prendere il posto di quelli in pista con lo stesso, mantenendo lo stesso livello qualitativo e quantitativo, e stesso discorso chiaramente vale per il Forte dei Marmi. Basta pensare a giocatori come Cinquini, intanto la conclusione di Marco Pagnini, come Gual e come tutti gli altri, Chicco Rossi appunto, e addirittura anche Torner, no? Quindi una panchina che potrebbe essere titolare in quasi tutte le squadre di A1. Dunque vediamo allora la sfera che vola sulla stecca di Banini, da questi a Marco Pagnini, Pagnini per Montigel, Montigel che cerca il filtrante per Banini, ancora Pagnini, fascia sinistra per lui, l'affondo, poi la sfera all'indietro per Federico, il capitano la mette in profondità, Marco Pagnini, su di lui va Pedro Gil, e ancora Pagnini in possesso di sfera, la gira all'indietro per Montigel, il tiro di Montigel murato da Ambrosio, che poi deve andare a inseguire una sfera fino dietro la porta avversaria. Dunque manovra la prima sfera in attacco il Forte dei Marmi, lo fa con Torner, da questi a Gil, Gil che aspetta il piazzamento, poi l'appoggio è per Illuzzi, Domenico per Enric, fascia destra per lui, arriva fino in fondo, poi torna a manovrare, la sfera all'indietro per Gil che può avanzare, supera l'avversario, poi non può andare alla conclusione per l'intervento di Federico Pagnini, da questi a Ambrosio che ci prova da dietro porta, niente da fare, ma mantiene il possesso della sfera, a 0 al cronometro, dunque ancora 45 secondi per il Forte dei Marmi. Gil, mamma mia signori, tutti in piedi, è entrato Pedro, 1-0 con un gol capolavoro, lo rivediamo in replay veramente dopo un primo e 29, Giulio. Sì, gran gol, ma del resto in questo precampionato Gil ci ha abituato a reti di altissima fattura, e niente, ovviamente come avete capito ho detto Torner in panchina, ma Torner sta giocando, quindi non solo i giocatori devono fare un po' di preparazione, anche noi dovremmo farla dopo qualche mese di inattività. Tanto la sfera è per il Forte dei Marmi che torna avanti dopo lo scampato pericolo, è Illuzzi, si allunga la sfera, riesce a servire comunque Ambrosio che la gira dall'altra parte dove c'è Gil, autore di una rete incredibile, si allarga Gil, l'appoggio è per Ambrosio, non va allo scarico, poi mantiene sfera, arriva dietro porta, la cede a Illuzzi, Illuzzi che cerca il piazzamento, il tentativo, la sfera che finisce fuori dallo specchio della porta, ma c'è Gil, attenzione però Banini alla meglio, lo scarico di Banini, c'è Ambrosio che fa buona guardia, Torner la dà lunga per Gil ma è oramai defilato, finta il tiro si allarga, la mazzata di Gil, la spizzata di un avversario, la pallina torna per la squadra del Follonica che viene in avanti, Fede Pagnini in possesso di sfera, Fede Pagnini per Banini, ancora da questi a Montigel,
si allarga Montigel, sfera all'indietro, percussione di Pagnini, supera un avversario, 2, poi arriva Gil, spezza la trama offensiva, riporta avanti sfera, ancora dall'altra parte per Torner per Gil ancora, fraseggiano i due, poi Gil va alla conclusione, c'è un tocco dell'avversario fuori dallo specchio della porta, sfera per il Follonica, non ha rischiato questa volta e torna in avanti con Banini ancora, la domestica in una qualche maniera e va a manovrare per la squadra maremmana, poi Gnata non ha nessuna difficoltà, serve la sfera per il Luzzi, la cambia per Torner che cerca di farla girare veloce per Ambrosio ma si intromette Marco Pagnini, torna in avanti Banini per Pagnini, un passaggio forse di troppo al cugino Federico, poteva cercare la conclusione, comunque una buona azione del Follonica che torna a manovrare in avanti. Banini, il tiro dalla lunga distanza, la deviazione di Ambrosio e poi la sfera riconquistata dallo stesso numero 5 in giallo-verde, Gil supera l'avversario, il 2 il secondo, poi non arriva alla conclusione, questa volta è stato Ambrosio che doveva tentarla prima, adesso vediamo che non si fa pregare Torner a tentare la botta, c'è Montigel che va comunque a riconquistare sfera dopo il tocco di Vanini, Montigel che vola da solo tra due avversari, poi cambia per Fede Pagnini, la sfera all'indietro per Marco, percussione per Avo, il Luzzi, dal lungo per Ambrosio, il tocco di Barozzi è essenziale per evitare il raddoppio del Forte dei Marmi. Grande azione in contropiede, grande risposta di Barozzi quando sono passati 4 primi e 30 secondi, 1-0, gol di Gil dopo un primo e 29, Follonica che torna in avanti, Forte dei Marmi pericolosa ancora una volta in contropiede, attenzione il Forte dei Marmi che cerca di disturbare il portatore di sfera, nello specifico Montigel che però serve Fede Pagnini, Montigel ancora dalla lunghissima distanza, dritto per dritto, la sfera è per Gil, da questi a Torner che prova sul primo palo, poi dopo il tocco del portiere la pallina vola lontanissima, ci prova da posizione molto defilata Davide Banini fuori dallo specchio della porta, la sfera è comunque ancora per la squadra maremmana che torna in avanti con Montigel finta al tiro, poi arriva dietro porta, su di lui va il Luzzi, dunque ancora la sfera in profondità, niente da fare, Marco Pagnini per Montigel. Giulio, sono passati 5 minuti, 1-0 risultato, abbiamo visto un paio di incursioni buone del Follonica ma insomma il Forte dei Marmi non si fa pregare. Sì, no, diciamo che un po' il tema tattico è quello che il Follonica sta operando più che altro sulle ripartenze, del resto giocando fuori casa è abbastanza prevedibile, mentre il Forte dei Marmi sta tenendo diciamo un po' di più la palla in avanti, fra l'altro rispetto alle ultime partite che hanno affrontato queste due squadre una contro l'altra, diciamo che questa sera si vede che il Forte dei Marmi ha più alternative offensive, per cui anche Gil è sì marcato come era marcato l'altra volta, ma è chiaro che avendo accanto per esempio in questa circostanza un Ambrosio o un Torner che sono tutti giocatori che possono risolvere. Intanto riparte Banini, adesso vediamo, e para Gnata, riprende ancora, poi scivola Banini, mantiene ancora possesso di palla al Follonica, sbroglia Gnata. Dicevo, avendo altri giocatori molto pericolosi è chiaro che la chiusura difensiva su Gil forse è un pochino meno, oppure magari perché siamo inizio stagione e c'è ancora da registrare qualcosa, un pochino meno asfissiante rispetto a quello con cui l'avevamo visto per esempio lo scorso anno. Senza ombra di dubbio non è più l'unico a poter far male, anche se adesso si è liberato bene, supera 1, supera 2, supera 3, supera tutti, 2-0 Gil, e beh è il pentacampion, e quando sono passati 6 primi e 56, 2-0 rossoblu. Veramente un gol incredibile, Giulio. Ma è chiaro che un giocatore come Gil va gestito per quanto riguarda i tempi, visto che l'anagrafe purtroppo non fa sconti, no? Però è chiaro che quando può giocare sempre al massimo delle sue potenzialità, quindi alternandosi con altri giocatori frequentemente, è chiaro che è veramente importante. Sì, primo fallo della partita e primo time out anche.
primo fallo del Forte dei Marmi, time out chiesto dal Follonica, che evidentemente deve registrare qualcosa. Ripeto, è chiaro che un conto era affrontare un Forte dei Marmi come quello dello scorso anno, dove ha un'ottima difesa, diciamo che era molto coperto a livello di reparto arretrato, c'era un settore offensivo in cui, specialmente dopo la partenza di Casas, c'erano meno alternative. A affrontare quest'anno un Forte dei Marmi in cui praticamente tutti i giocatori possono, almeno quelli che abbiamo visto in pista in questo quintetto di partenza, ma anche gli altri, possono risolvere la partita, quindi è chiaro che il lavoro per i difensori avversari è molto più alto. Senza ombra di dubbio Gil, Ambrosio, Torner e Illuzzi hanno dimostrato nel recente passato di avere 40 gol nella stecca, poi dopo ovviamente vanno fatti, non è che tutti i giorni e tutti gli anni si riesce ad arrivare là, però insomma sono tutti giocatori che hanno dimostrato sul campo di avere 40 gol a testa, qualcuno anche molti di più, insomma, però ecco, diciamo una media di 40 gol a testa sulla stecca, perciò è ovvio che non si può lasciare nessuno insomma può essere lasciato solo neanche per un secondo. 18:05 alla fine, 2-0, doppietta di Pedro Gil all'1:29 al 6:56. E adesso, signori, si riprende con il Follonica che batte questa punizione sul vertice basso alla destra di Riccardo Ognata. Un fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi, il primo che arriva dopo 7 minuti, a dimostrazione insomma che le squadre pensano a giocare. Con il 99 Enric Torner per Illuzzi, sgroppata di Illuzzi in fascia destra, si accentra, cede a Torner, ci prova Torner, Murato, la sfera rimane lì, la lotta Torner e Pagnini, alla meglio Pagnini, è Marco Pagnini che ne esce, il numero 9 si allarga, va alla conclusione, ma c'è Gil che fa anche il difensore, porta avanti sfera per Ambrosio, da questi a Torner, all'indietro per Illuzzi, Domenico per Enric, il Nigno per Pedro, ancora Illuzzi, Gil per Illuzzi ancora, controllato, marcatura adesso un po' più vicina probabilmente da parte del Follonica, la sfera all'indietro per Torner e c'è adesso il fallo in attacco da parte di Ambrosio, dice l'arbitro, signor D'Alessandro. Dunque si riprende con la punizione, intanto esce Fede Pagnini e esce Marco Pagnini, dentro Francesco Banini e Liobert, se non vado errato, Liobert. Dunque stravolto praticamente il reparto offensivo della squadra, adesso 3 punte di ruolo nel Follonica, Fede Pagnini ci prova dalla lunga distanza, la sfera a mio avviso è anche un po' alta, ma l'arbitro fa giocare, ancora Monticel, sfera all'indietro, Davide Panini cerca la percussione, poi la dà all'indietro per il fratello Francesco, tiro di Francesco, Murato, la sfera è ancora per Davide Panini però, che poi ci prova, la sfera parata dal portiere Riccardo Ognata, schizza fuori dal rettangolo di gioco, si riprende dunque con la punizione in favore del Follonica. Saremo sul vertice basso alla destra di Riccardo Ognata, intanto è entrato Gual e Cinquini a far spazio Gil e Illuzzi. Dunque è cambiato il pacchetto difensivo, diciamo così, del Forte dei Marmi. Attenzione che è Banini, poi la sfera schizza lontana, alla meglio Liobet, da questi a Francesco Pagnini, Pagnini all'indietro per Banini per Davide, per Montigel, la cambia ma c'è Ambrosio che fa buona guardia, poi finisce a terra sull'intervento di Montigel, l'arbitro dice che si può proseguire. E dunque Francesco Banini, c'è il fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi, terzo fallo, a quota 0 il Follonica, quando mancano 15:43, 2-0 il risultato, la sfera, il tentativo, poi la palla che si impenna, la punizione in favore del Forte dei Marmi. Vediamo la pallina posizionata dal signor D'Alessandro, battuta Cinquini per Ambrosio,
Fede Ambrosio avanza per Torner che tenta il palo lontano dove è ben appostato Cinquini, ma c'è l'intervento provvidenziale di Barozzi. Ancora Torner in possesso di sfera, la mette al centro, mamma mia, la spizzata di Gual avrebbe meritato non un gol, 2, in realtà non è così, e adesso è Fede Ambrosio ad una mano, fa fuori il compagno di nazionale Barozzi. E beh, in un secondo rivediamolo, eccolo qua, attaccato, c'ha una mano sola, è più che sufficiente per fare 3-0. Giulio, è gran gol veramente, prima c'era stato il pezzo di bravura di Marco Gual che ha cercato spara alla porta, per poco non ne riusciva a metterla dentro, e poi questo qui con una mano sola. Si dice sempre, no, che non bisogna giocare hockey con una mano sola, però insomma quando poi vengono fuori di queste cosine qui è un piacere anche vederle. Comunque gran gol di Federico Ambrosio, è entrato Rossi al posto di Ambrosio, attenzione la conclusione, Rossi mura Liobet, ancora per Davide Banini, per Liobet, il blocco, tentativo di percussione, la giravolta, Riccardo Gnata non si fa ingannare, la sfera recuperata da Torner dopo il tocco di Gual. Torner per Cinquini, attaccato, serve Gual dall'altra parte per Chicco Rossi sposo, ancora Gual, supera un avversario, poi è attaccato duro ma mantiene il possesso di sfera, riesce a servire Cinquini, da questi a Chicco Rossi, all'indietro per Torner, 16 secondi alla fine dell'azione, ci prova il tentativo, poi ci prova Rossi in giravolta. Questi sono i gol che l'hanno caratterizzato tutta la sua carriera. Adesso però Cinquini è toccato sulla stecca, si lamenta con l'arbitro, ma il signor D'Alessandro fa proseguire, e adesso c'è il rigore per il fallo di Torner, dunque quando mancano 13:50 il rigore, e se ne incarica Federico Pagnini. Lo specialista in casa maremmana, e questa è una sfida fra titani, anche fra nazionali, perché tutte e due ne hanno fatto parte. Pagnini contro Gnata, ci prova il tiro, è implacabile, 3-1, accorcia le distanze Pagnini, riesce a metterla là in quell'angolino dove difficilmente i portieri riescono ad arrivare, è molto bravo, prende il tempo a Riccardo Gnata. 3-1 risultato, 13:49, tirato molto bene Giulio. Sì, molto bene, del resto i tiri piazzati, lo sappiamo ormai già da un po' di tempo, sono fondamentali nell'hockey moderno, e quindi è chiaro che avere giocatori come Federico Pagnini, che non è l'unico del Follonica molto bravo a batterli, perché anche i Banini se la cavano benino, è molto importante, può essere anche risolutivo in certe partite. Intanto è dentro anche Petrocchi, a fargli spazio è Ambrosio, dunque il giovane aggregato alla Serie A1, adesso forse un fallo, forse no, l'arbitro decide che non si fischia e si continua a giocare. Fuori Davide Banini, dentro se non vado errato dovrebbe essere Bonarelli, vediamo adesso quando saremo in favore di Maglia, intanto no, è Capitu. Intanto la buona parata del portiere Riccardo Gnata, Francesco per Liobet, attaccato, arriva fino in fondo alla pista, poi è Chicco Rossi a sventare il tutto, si intromette proprio Capitu, la sfera è però recuperata da Marc Gual che vola, Gual per Chicco Rossi, la rasoiata che fa la barba al palo lontano, ben indirizzata, fuori di pochissimo. E c'è ancora il Forte dei Marmi a manovrare con Gual che cambia all'indietro per Petrocchi, Elia sgroppata in fascia sinistra, si ferma, aspetta di liberare un compagno, poi la sfera è però riconquistata da Fede Pagnini che la serve a Liobet per Francesco Banini, e questi a Capiddu. Ancora Francesco Banini, intanto è chiesto il time out al prossimo fischio, il time out chiesto dal signor Molina,
tentativo, deviazione, sfera che si impenna, la recupera Gual, si ferma, supera un avversario, se ne va in avanti, libera, sfera in avanti per Cinquini, viene messo giù. L'arbitro dice che si può proseguire, ma a mio avviso questa, insomma, è vero che c'è un trofeo in palio, però se cerchiamo di non farci male credo che sia un piacere per tutti. Intanto è Chicco Rossi, recupera sfera, la serva a Gual, Gual per Rossi, rimbalzo maligno della pallina e dunque torna in avanti il Follonica, ma è ancora Rossi che va a riprendersela. Poi c'è il fallo di Llobet, la punizione in favore del Forte dei Marmi, c'è il time out chiesto dalla squadra rossoblu. Un momento forse di confusione da una parte e dall'altra, non si sono viste grandi azioni, Giulio, ma insomma siamo ben oltre la metà del primo tempo e ci sta. Sì, anche perché poi c'è stati molti cambi, perché il Fortename ha già alternato tutti gli uomini di movimento e così pure anche il Follonica, se non vado errato, quindi è chiaro che specialmente a inizio stagione, insomma, quando c'è tutti questi cambi un po' di assestamento è necessario nei primi minuti, no? Però insomma una partita piacevole, si mantiene su ritmi abbastanza elevati, come del resto è nella caratteristica dell'hockey, specialmente di un hockey giocato da squadre, come sempre più accade con tanti titolari, perché è chiaro che l'hockey di una volta senza le azioni a tempo si potevano vincere gli scudetti anche con 5 giocatori di movimento e un portiere, adesso è praticamente impensabile, anche perché i ritmi che vengono mantenuti, se uno non ha una panchina lunga non si riesce a mantenerli, o comunque c'è magari gente che corre anche ma senza la lucidità necessaria, quindi per le squadre che arrivano poi nelle fasi decisive dei playoff difficilmente non hanno 8 giocatori di movimento quasi del tutto intercambiabili. Intanto vediamo le formazioni in pista. Forte dei Marmi con Gnata, Cinquini, Gual, Rossi e Petrocchi, risponde Francesco Banini, Llobet, Cabiddu e Fede Pagnini, ovviamente Riccardo Gnata e Barozzi in campo. La punizione è dunque in favore del Forte Marmi, dunque sulla stecca di Gual. Vediamo quelle che saranno le direttive dei due allenatori. La sfera è per Petrocchi dopo il tocco di Elia Cinquini, da questi a Rossi. Petrocchi cerca di liberare uno spazio, riceve adesso sfera, mantiene il possesso della pallina, la dà all'indietro per Marco Gual, supera un avversario, Gual poi fa partire un missile che passa al lato, schizza lontana la sfera, ma Petrocchi è il più veloce, adesso ha 2 uomini addosso. Secondo me viene commesso anche fallo, ma l'arbitro fa proseguire ed è Francesco Banini. Llobet, dunque Follonica alla manovra, in orizzontale Fede Pagnini per Francesco Banini, da questi a Cabiddu, il capitano biancazzurro. Dall'altra parte per Cabiddu, Cabiddu la mette al centro, però la sfera è recuperata dal Forte Marmi. Chicco Rossi fra 2 avversari, ci prova, comunque impegna Barozzi, ma la sfera è subito ripresa dai biancazzurri che tornano in avanti. È una fiammata di Chicco Rossi importante, adesso la percussione in profondità, la sfera all'indietro, era Banini ma niente di fatto. Llobet per Cabiddu, da questi a Fede Pagnini, cerca di allargarsi, ancora Fede Pagnini, poi l'intervento provvidenziale di Elia Petrocchi, la sfera è comunque ancora per i biancazzurri con Francesco Pagnini, da questi a Cabiddu, cerca la percussione ma si intromette Gual, porta via sfera, la serve in profondità, Chicco Rossi ne entra in possesso, la dà all'indietro per Petrocchi, gira la sfera, corre il Follonica, poi mamma mia quello che non spara Elia Cinquini, è fuori dallo specchio della porta ma è un missile terra-aria. Ancora Chicco Rossi che smorza il contropiede bianco-azzurro, adesso attenzione Cabiddu dall'altra parte per Fede Pagnini, 9-10 alla fine, 3-1 il risultato, Gil, Ambrosio e su rigore accorcia Fede Pagnini. La sfera è ancora per Pagnini, cerca un compagno, lo trova in Banini, attaccato da Elia Cinquini, dall'altra parte per Cabiddu,
Capito, per Iobet, per Francesco Banini che si allarga, poi tenta il filtrante al centro, niente da fare. Petrocchi e Banini, alla meglio Petrocchi ma solo momentaneamente, e poi Gual deve difendere dall'attacco di Capito, sfera che gira all'indietro, dunque ancora il Follonica che va a manovrare per il tentativo di tiro di prima intenzione, la sfera poi recuperata da Chicco Rossi sulla respinta di Riccardo Agnata. Chicco Rossi che la cambia con Petrocchi, Petrocchi per Gual che nel tentativo di superare Capito di prima intenzione, la sfera finisce fuori dallo specchio della porta. Adesso è Francesco Banini che ha qualcosa da dire al signor Carmazzi, ma c'è la punizione in favore dei biancazzurri. Francesco Banini in possesso di sfera, la dà in profondità per Fede Pagnini, su di lui c'è la coppia Gil, poi ancora Cinquini, due avversari, supera Capito una volta, due volte, cambia per Chicco Rossi, all'indietro per Gual, ha la possibilità di andare a scaricare, poi arriva fino a fine gara, toccato dagli Iobet, mantiene però il possesso della pallina Ambrosio, subentrato a Petrocchi, ancora Gual in possesso di sfera, cerca un compagno, poi c'è il blocco irregolare da parte di Chicco Rossi secondo l'arbitro. Per la verità un paio li avevo già visti così. Comunque rientra Monticella, a fargli posto è un Francesco Banini un po' spuntato questa sera, Giulio, poi magari deve ancora crescere nell'arco della stagione. Sì, no, ma poi bisogna sempre stare attenti quando si parla di certi giocatori, perché comunque è uno che le reti le può inventare in qualunque momento. Poi è chiaro che all'inizio della stagione consideriamo che il Follonica ha iniziato la preparazione il 22 di agosto, no? Insieme al Centrogiorni sono state le due squadre che hanno iniziato più tardi, quindi è chiaro che ci sono giocatori che entrano magari subito al top e altri che invece hanno bisogno magari di tempi un po' più lunghi. Comunque è sempre un giocatore che fra l'altro quest'anno sarà molto attenzionato anche per la nazionale. Intanto Gil, due volte Palazzi, ancora Pedro tenta il miracolo ma la poggia sulla traversa. Forte che si è schierata adesso con Chicco, Gil, Ambrosio e Cinquini, dall'altra parte Pagnini, Davide Banini, Iobet e Monticelli. Ovviamente la mia non era una critica al giocatore perché conosciamo molto bene, è un giocatore che è stato anche corteggiato dal Forte dei Marmi e da tante altre squadre e non solo in Italia, però ovviamente essendo all'inizio stagione qualcuno entra prima in palla, qualcuno un po' dopo, e magari si farà vedere poi nel corso della stagione sicuramente, perché ha dei numeri eccezionali secondo me. La sfera è per Banini, ancora Davide in possesso di sfera, all'indietro per Montigel, Montigel in orizzontale per Marco Pagnini. Intanto il time out, illuminata la tessera verde del Follonica, c'è un cambio, si tergiversa forse un po' troppo, adesso la sfera vola lontana ma c'è l'anticipo di Marco Pagnini, attenzione, il passaggio al centro, l'autorete sfortunatissima di Domenico Illuzzi nel tentativo di spazzare, mette fuori causa il portiere Riccardo Agnata. Beh, sono cose che succedono anche questa, adesso si farà perdonare sicuramente, Giulio. Sì, infatti, no, per quanto riguarda comunque la partita è ritornata, ammesso che poi non fosse in discussione, è ritornata in discussione anche dal punto di vista del punteggio, con il Follonica che ha ridotto al minimo lo svantaggio. Un Follonica che appunto, come dicevamo prima, no, ha una formazione molto, diciamo che negli ultimi minuti mi è piaciuto di più l'assetto difensivo del Follonica, che ha concesso molto meno rispetto ai minuti iniziali al Forte dei Marmi. Siamo come detto a inizio stagione, spesso e volentieri dimentichiamo, dando alle amichevoli e non solo in questo sport un valore che non hanno, perché per i tifosi o per chi le vede dal di fuori le amichevoli sono partite in cui conta vincere, in realtà per gli allenatori sono fondamentali
vedere come la squadra si muove, vedere i meccanismi, vedere le alternative che si possono creare, quindi un risultato negativo in un amichevole non ha assolutamente valore se è invece supportato da buone indicazioni per il gioco, quindi bisogna sempre stare attentissimi a giudicare le prospettive di una squadra da quelle che sono le partite di precampionato. Senza ombra di dubbio. Intanto vediamo che anche Sergio Silva fa girare tutti gli effettivi, perché ha la possibilità di qui a 7 giorni di conquistare il primo titolo, e non è un titolo da poco, insomma, un titolo importantissimo quello che si va a giocare proprio in quel di Follonica. Sforzo notevole della società per portare proprio a Follonica questa Eurocup nel tentativo di tenersela a casa, e sarebbe un trofeo prestigiosissimo, perciò insomma vediamo che cambia spesso, cambia gli assetti, cambia il modo di giocare, cambia le marcature proprio per perfezionare e per arrivare a quella situazione nel miglior modo e soprattutto con le idee più chiare possibili. Intanto è Montigel che cambia per Marco Pagnini poi attaccato da Torner, la sfera però rimbalzo maligno consente al Follonica di tornare in avanti. Al centro questa volta Domenico Illuzzi soffia sfera, serve Ambrosio attaccato da Montigel, sfera all'indietro per Illuzzi per Torner per Gil, Ambrosio ancora, Gil dall'altra parte Torner fra due avversari, sfera all'indietro Domenico Illuzzi, l'appoggio per Ambrosio, si gioca nello stretto praticamente nella tre quarti del Follonica con tutti gli effettivi. Ambrosio poi all'indietro per Gil, siamo ai 10 secondi, dunque c'è l'esigenza di liberare un uomo per il tiro, ancora per Gil, lo effettua dalla lunghissima distanza, sfera contratta da Davide Banini, finisce fuori dal rettangolo di gioco, dunque il Forte Marmi riprenderà a giocare quando mancano 4:28 con la sfera in favore del Forte dei Marmi. Intanto mi pare la pallina abbia colpito un ragazzino, se non vado errato, vediamo che sì, esatto, sono i sanitari che vanno a prendersene cura, se ne sta andando con le sue gambe, già questo non è da poco, però insomma senza ombra di dubbio una gran pallata, sì. Sfortunato in questa occasione. Intanto vediamo che la palla è sulla stecca di Pedro Gil, vicino a lui c'è Domenico Illuzzi, dall'altra parte ad aspettare lo scarico è Torner, e là in mezzo all'area di rigore ovviamente Ambrosio, contrastato da Marco Pagnini. Vediamo che gli arbitri fanno il cenno d'intesa, il fischio, la sfera, tentativo, niente, riconquistata, attenzione, bravo Bonarelli, ma altrettanto bravo il Forte Marmi a smorzare la trama offensiva. Gil in possesso di sfera, due avversari su di lui, l'appoggio è per Torner, dall'altra parte per Domenico Illuzzi, supera un avversario, poi sbilanciato, è costretto a salvarsi nell'angolo, due su di lui, la sfera è comunque ancora per il Forte dei Marmi, per Torner, tentativo di filtrante al centro, Montigel fa il suo, perciò un'ottima guardia, siamo dall'altra parte ma Gil si intromette, soffia sfera, la porta in avanti, ancora per Ambrosio che cerca il filtrante al centro, bravo il numero 4 Bonarelli, oramai da un paio d'anni nella rotazione del Follonica. Ancora Montigel, Bonarelli cresciuto nelle file del Follonica che sappiamo ha un vivaio importantissimo. Ancora Montigel in possesso di sfera per Marco Pagnini, il tiro dritto per dritto, ancora in profondità per Bonarelli, poi si intromette Gil, da questi a Torner, ma la sfera rimane lì, attenzione, Follonica ancora a manovrare, più aggressivo sul portatore di sfera in questo frangente, Davide Banini dietro porta, cerca il giochino che non riesce, poi attenzione che è Bonarelli questa volta che non trova la conclusione, ma l'azione era sicuramente costruita molto bene Bonarelli, e c'è il fallo di Illuzzi su di lui, la punizione, quarto fallo rossoblu a quota 2 il Follonica, 3-2 risultato, time out chiesto da Roger Molina
che probabilmente vuole rettificare ancora qualcosa, e mi sembra che qualcosa, Giulio, c'è da rettificare. Sì, anche perché il Follonica è cresciuto molto e del resto non abbiamo certo bisogno noi di scoprire. Sergio Silva è un allenatore che è veramente straordinario, perché è in grado di spostare, di modificare l'assetto della sua squadra a seconda proprio del tipo di avversario. Ha iniziato soffrendo il Follonica, piano piano ha preso decisamente quota e negli ultimi minuti è stato molto pericoloso, mettendo in difficoltà la difesa del Forte dei Marmi, che infatti giustamente, come avevi fatto notare Fabrizio, ha chiesto il time out apposta, e Molina sta spiegando un po' le contromisure, diciamo, no? Quindi per quanto riguarda il Follonica, Bonarelli, come dicevi giustamente, se ormai Francesco Banini è una certezza, perché è ormai un punto fermo, ripeto, che secondo me molto presto lo sarà anche della nazionale, ma Bonarelli, la fiducia che gli è stata data nelle ultime stagioni è stata ripagata. Credo che quest'anno sarà veramente una stagione molto importante per lui, perché già lo scorso anno ha fatto reti pesanti anche in partite molto importanti, e la fiducia che Silva gli sta dando dimostra che è ben riposta, sta facendo molto bene. Sto parlando in senso generale, ora non nella partita specifica di questa sera, anche perché per ora ha giocato relativamente pochi minuti, ma indubbiamente già lo scorso anno è cresciuto molto. Senza ombra di dubbio, poi è uno di quei giocatori che magari si vedono poco ma sono molto importanti, perché si muovono molto bene. Anche in questa occasione ha tirato in porta, è andato a recuperare sfera, adesso la dà indietro per Marco Pagnini, da questi a Monticelli, il tiro, il tentativo di deviazione di Davide Banini che non riesce, Ambrosio in possesso di sfera, poi cerca di spazzarla lontana il nostro Riccardo Ognata, ma la pallina tocca il soffitto, dunque si riprenderà con l'ingaggio a centropista. Vediamo Davide Banini e Eric Torner, sfera toccata da Torner ma che schizza lontana, dunque la recupera nella propria metà pista il Follonica. Monticelli in possesso di sfera per Davide Banini ancora, la sfera però recuperata dal rosso-blu. Ambrosio fra due avversari finisce a terra, si è toccato sfera, dunque non c'è fallo, e adesso prova la martellata Bonarelli, poi si alza in piedi e la spara fuori dal rettangolo di gioco, ma c'è la punizione in favore del Forte dei Marmi per la stecca alta da parte di Capitù, dovrebbe essere punizione per la formazione di Roger Molina. E abbiamo visto, Giulio, anche in questa occasione la velocità del Follonica nel ripartire. Dunque Follonica che purtroppo è costretto ad affrontare il Trissino in una sfida fratricida fra 7 giorni. Semifinale della Continental Cup. Continental Cup, questo incrocio ovviamente, se è vero che porterà una squadra in finale, è altrettanto vero che, insomma, visto che gli avversari sono Carafelle e Valongo, perciò squadre, per l'amore del cielo, con tutto il rispetto, certo, a livello avremmo anche potuto avere una finale e avere una Coppa in Italia. Vabbè, vediamo, speriamo ovviamente che tutto vada per il meglio. Adesso si è asciugata la pista, dunque si riprende con la punizione fuori del Forte. Vediamo due giocatori a pressare fino all'area di Riccardo Ognata. La punizione, Domenico Elluzzi la cambia per Torner che la lascia ad Ambrosio, sfera all'indietro, è Elluzzi toccato, mantiene il possesso di pallina Domenico Elluzzi, la serve ad Ambrosio, su di lui c'è Monticelli, la sfera indietro per Gil, accelerazione di Gil, si ferma, il tiro è murato ma Capitù se la deve vedere con Torner, grande esperienza, si lamenta Capitù, l'abbiamo viste 10 di queste occasioni alla balaustra, non fischiate, e dunque adesso è Torner che cerca di metterla in mezzo, c'è l'intervento di Monticelli, la sfera all'indietro per Gil, l'accelerazione di Gil, supera un avversario, poi mamma mia ci prova da posizione defilatissima, adesso c'è il fallo da parte di Torner, dice l'arbitro, che si pizzica con Monticelli. Dunque si riprende a giocare, niente, ancora Monticelli che si lamenta. Vediamo Caramazzi che chiama la punizione
a favore del Follonica, già battuta. Marco Pagnini nel blocco, poi Banini cerca di metterla lunga, non ha difficoltà Riccardo Gnata, ma è Marco Pagnini il più veloce a entrare in possesso di sfera. Da questi a Davide Vanini, dall'altra parte per Monticello. 48 secondi alla fine del primo tempo, risultato 3-2. Tripletta in apertura del Forte dei Marmi nei primi 10 minuti, poi accorcia sul rigore il Follonica e poi l'autorete sfortunatissima di Luzzi sul tentativo di deviazione. Sfera che schizza lontana adesso, va a riconquistarla il Forte dei Marmi. Domenico e Luzzi, 24 secondi, possiamo anche chiudere in vantaggio. Da questi a Gil 19, dunque possiamo portarla fino in fondo. La cambia per Torner, per Gil ancora, Gil per Torner, Bonarelli su di lui, si ferma, 7 secondi, ancora Gil, ci prova dall'uscita dietro porta, niente da fare, 2 secondi, finisce il primo tempo sul risultato di 3-2. 5 falli per il Forte dei Marmi, a quota 2 il Follonica, in quella che è stata una partita decisamente ben giocata da ambo le parti, con il risultato, ricordo, Gil nei primi 6 minuti, poi Ambrosio fa il 3-0, rigore di Fede Pagnini 3-1, l'autorete sfortunatissima di Domenico e Luzzi 3-2. Giulio. Sì, un primo tempo diciamo che nella prima parte ha visto anche a livello di reti ma di gioco il Forte dei Marmi mettere abbastanza sotto il Follonica, un Follonica che poi nella fine, negli ultimi minuti del primo tempo, si è rivisto un po' quello dello scorso anno, cioè una squadra che non ti fa letteralmente respirare quando sei nella propria area, e anche molto molto difficile da contrastare quando deve partire l'azione. Quindi un Follonica che si prepara per un secondo tempo molto combattuto, come è stato anche la prima frazione, soprattutto nella seconda parte. Bene, io ringrazio l'amico Giulio Annolieri per il commento, ringrazio Giuseppe Nardini per le riprese, Simone Polacci per la regia. Noi ci risentiamo tra qualche minuto, linea va alla regia.
Bene, torniamo in diretta qua dal Palahockey di Forte dei Marmi, squadra in pista per questa seconda parte, 3-2 il risultato del primo tempo, 5 falle a carico dei rossoblù, questa sera in maglia giallo-verde, e a quota 2 il Follonica in pista con Barozzi, Federico e Marco Pagnini, Francesco Banini, dunque si prova alla bomba perché insomma è un giocatore che ha, oltre a un grand dribbling, un tiro micidiale. Liobet per le ribattute sotto porta, risponde Chicco Rossi con Pedro Gil, Gual e Torner, ovviamente Riccardo Gnata in porta. Si parte con Gual in possesso di sfera, si allarga in fascia sinistra, attaccato, cambia dall'altra parte per Gil, si allarga la posizione, era la sua mattonella ma è grande la risposta del portiere. Dunque ancora il Forte dei Marmi con Chicco Sposo che però non trova la porta, ancora Tornero in possesso di pallina, la stecca di Barozzi è fuori dall'area di pertinenza, dunque c'è la punizione in favore del Forte dei Marmi, cronometro azzerato, 45 secondi per il rosso-blu, tutto pronto per la battuta. Vediamo adesso Barozzi che riprende posizione fra i pali, e Gil sulla sfera, vertice passa alla sinistra di Barozzi, battuta per Gual, percussione di Gual, cerca di entrare ma c'è l'intervento difensivo del Follonica. Ancora Banini in possesso di sfera, Banini per Liobet per Marco Pagnini, il tiro sul primo palo, fa buona guardia Riccardo Gnata, recupera la sfera Gual, cambia per Pedro Gil in fascia destra, l'accelerazione, poi si accentra, supera un avversario, serve Gual, ancora Gual per Torner, dietro porta, Torner cambia dall'altra parte dove c'è Gual in possesso di pallina che torna a manovrare per il rossoblù, da questi a Gil, Torner, Chicco Rossi un po' imbrigliato nella fase difensiva del Follonica, Gil per Torner, c'è il varco, il tiro passa al lato, sfera che finisce sopra la porta e dunque si riprenderà con l'ingaggio. Fede Pagnini e Gual all'ingaggio, tutto pronto, la sfera rimane lì, ci prova subito Gual appena gli arriva la pallina ma la blocca a terra, rimane impossibilitata alla manovra, dunque si riprende ancora con l'ingaggio, ancora Gual, mamma mia, se la porta via, la sfera che rimbalza, la alza, signori, è Marc Gual, eccolo qua, rivediamolo perché ha fatto un gran bel gol, sfera si impenna, non ci pensa nemmeno un secondo, decide che è tempo del 4-2 e Gual allunga il risultato. Eh sì, al di là della palla alzata è stata proprio la prontezza di riflesso in quella area piuttosto affollata di Gual di metterci proprio la stecca per indirizzarla in fondo alla rete. Gran gol, soprattutto grande intelligenza nell'aver capito che era una pallina pienamente sfruttabile. Intanto è Pagnini adesso che torna in avanti, la recupera Torner e Chicco per Torner, grande Fede Pagnini che si intromette, spezza la trama offensiva e adesso è Banini che fa vedere quanto si può tirare forte, veramente un cecchino mostruoso con un tiro potentissimo. Chicco Rossi, Chicco ancora, alla vicina a sé Fede Pagnini ma mantiene il possesso della sfera, 4-2 il risultato. Torner, Gil per Torner, missile di Torner, tentativo di deviazione che non riesce, poi in una qualche maniera la spazza il Follonica, la recupera Fede Pagnini in orizzontale per Banini, Francesco Banini per Marco Pagnini, da questi a Fede, capitano della formazione maremmana, ancora se ne va, sfera all'indietro, Francesco Banini per Marco Pagnini, ancora Francesco Banini, il tiro però smorzato da Chicco Rossi che poi va a prendersi sfera, lo tocca ma c'è il vantaggio, la pallina ancora per il Forte dei Marmi,
con Chicco Rossi dopo il tiro. Mamma, ancora una gran botta, ma la sfera, dice l'arbitro, è alta, la punizione in favore del Follonica. Non mi sembrava più alta di altre sfere, ma comunque questa è la decisione dell'arbitro. Francesco Banini, addosso a sé Gual, Llobet dietro porta, Francesco Banini cerca di farsi spazio, Llobet, Francesco Banini, poi l'intervento di Torner, l'arbitro dice che si può proseguire, Torner per Gil che la domestica, poi si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni, cerca l'ingaggio con Gual, l'appoggio e lo scarico è per Torner, da questi a Chicco Rossi, ancora Torner, il passaggio però non riesce, ma è ancora il Follonica, poi Gil in una qualche maniera impedisce il contropiede, Torner grandissimo per Chicco Rossi, si ferma Chicco fra due avversari, il terzo è di troppo, non si era accorto che stava rientrando Llobet ed è Francesco Banini, da questi a Fede Pagnini che cambia con Llobet, fascia destra per lui, per Francesco Banini, dietro porta trova lo scarico su Llobet per Marco Pagnini, il blocco vistosissimo di Fede Pagnini, l'arbitro dice che si può andare avanti con Llobet in possesso di sfera, intanto se ne sono andati 5 minuti del corso del secondo tempo, 4-2 il risultato, 6 falli rossoblù a quota 2 il Follonica, Francesco Pagnini toccato sulla stecca, si lamenta con l'arbitro, l'arbitro attende il lamento del giocatore per fischiare una punizione e il fallo di squadra numero 7 a carico del Forte dei Marmi. Dunque il signor Carmazzi decide per la punizione, tutto pronto per la battuta, Marco Pagnini per Francesco Banini, scadono i 45 secondi, dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi, battuta in questo momento, Gual in possesso di sfera, Gual in profondità per Gil, supera due avversari, serve Chicco Rossi, poi va a cercare lo spazio, la sfera per Gual, per Gil, poi a terra Barozzi, l'arbitro dice che c'è l'8º fallo per il rossoblu, la punizione, bisogna rettificare la posizione, 19:41, sinceramente non ho capito cosa sia successo, ero un po' distratto, di fatto il cronometro dice 19:38 alla fine con il Follonica che torna in avanti, Marco Pagnini, poi la sfera si impenna, c'è il fallo in favore del Follonica, vertice basso alla destra di Riccardo Gnata, tutto pronto, Llobet sulla sfera, vicino a lui c'è Marco Pagnini per Fede Pagnini, ma c'è la stecca di Riccardo Gnata fuori dall'area di competenze, dunque ancora punizione, stessa posizione, stessi giocatori, Llobet, Marco Pagnini all'indietro per Francesco Banini, lasciato volutamente molto lontano dall'area, anche perché è un giocatore che ha una buona accelerazione ma soprattutto ha un tiro potentissimo. Adesso è Gual, attaccato da Francesco Banini, vale il terzo fallo a carico del Follonica, intanto si prepara il cancello Davide Banini, battuta in questo momento, Torner in profondità per Gual per Chicco Rossi, Chicco ancora, cerca un compagno, costretto ovviamente a giocare per linee esterne perché la difesa là al centro dell'area è di difficile penetrazione per quanto riguarda il Follonica. Adesso è Gual al centro, la spizzata di Rossi passa al lato, ma veramente una buona azione ancora per Rossi, si gira, poi tenta la conclusione, trattenuto oltre maniera da Fede Pagnini, l'arbitro dice che si può proseguire, la sfera era alta, la pallina in profondità, l'attacco di Pedro Gil, ma alla meglio fino a questo momento
il Follonica, poi arriva Gual, spezza la trama offensiva, rilancia per Chicco Rossi, da questi a Torner in orizzontale per Gil, per Gual ancora, Gual fra due avversari, stringe, c'è un Francesco Panini che lo colpisce, c'è il fallo di squadra fischiato da Alessandro, insomma è stato toccato Gual, c'è la punizione, adesso bisogna asciugare la pista, intanto se ne sono andati oramai oltre 6 minuti del corso del secondo tempo e mi pare che il Forte dei Marmi al momento, Giulio, la stia facendo da padrone in questo inizio di ripresa. Sì, è sicuramente importante il gol di Gual in apertura, che ha un po' invertito, no? Quella che era l'inerzia della partita, che si era spostata dalla parte del Follonica, quantomeno a livello di risultato, dal 3-0 al 3-2, e adesso diciamo che stiamo ancora cercando di vedere un tema tattico complessivo di questo secondo tempo, nel senso che il Forte dei Marmi sta giocando meglio, il Follonica per il momento cerca di riorganizzarsi, ma comunque abbiamo già visto in un paio di circostanze che non è, come ovviamente sappiamo, una squadra da sottovalutare, perché e l'abbiamo già detto in apertura, no? È una squadra in cui tutti praticamente sono dei potenziali finalizzatori, quindi è chiaro che è molto difficile. Intanto Ambrosio a tu per tu con Barozzi e c'è la rimessa per il Follonica. Follonica dunque che torna a possesso di sfera dopo questo fallo fischiato ad Ambrosio, chiesta la distanza, fischio dell'arbitro, Monticelli in possesso di sfera, cerca un varco, lo trova e appoggia su Davide Panini, da questi a Marco Pagnini. Marco Pagnini tenta di forzare il tiro, su di lui va Pedro Gilma e ancora Marco Pagnini che riesce a mantenere il possesso della pallina quando mancano 17:46. Adesso è Francesco Panini per Monticelli, il fallo di Monticelli di pattino, la punizione in favore del Forte dei Marmi, già battuta. Ambrosio in possesso di sfera, Ambrosio per Torner, 17:33, Torner cerca un no look per Gual che si era ben appostato in area di rigore, ma c'è l'intervento difensivo di Banini. Ancora Monticelli in possesso di sfera, dietro porta, finisce a terra Francesco Panini, si lamenta con l'arbitro che gli fa cenno di alzarsi. Attenzione Davide Panini, e adesso è Francesco Panini che va a pizzicare Ambrosio, il signor D'Alessandro li richiama tutte e due, c'è un po' di nervosismo, l'abbiamo già visto poc'anzi con Monticelli nel primo tempo. Intanto esce Torner, gli fa spazio Elia Cinquini, cioè entra Elia Cinquini, gli fa spazio Torner, si riprende con la punizione, dovrebbe essere sulla stecca dei biancazzurri maremmani. D'Alessandro che va a fare rimprovero da una parte e dall'altra. Insomma, per quello che si è visto in pista mi sembra che tutto sommato potrebbe anche mantenere un po' più di calma, si riprende con l'ingaggio, sfera a 2. Gual in possesso di pallina, la concedono, Gual la concede al Follonica, a dimostrazione che è molto più che un amichevole, insomma se doveva essere. Intanto è Ambrosio che porta via sfera, la serve a Gil per Ambrosio che ci prova di prima intenzione, fuori di un soffio Francesco Panini fra due avversari, se lo portano via, finisce a terra, si lamenta ma l'arbitro dice si può proseguire. Ambrosio per Cinquini, poi arriva Davide Panini, forse un passaggio di troppo ai giocatori rossoblù. 16:30 alla fine, Giulio, mi pare insomma comunque un Forte dei Marmi che quando recupera sfera sa dove puntare. Sì, senz'altro, anche perché diciamo che la capacità come prima di verticalizzare, no? Peccato per l'errore di Ambrosio che peraltro era pressato, però sicuramente è stata una bellissima azione questa, però come potete vedere il Follonica è tutt'altro che si è tutt'altro che arreso. Intanto si libera Monticelli, la palla si alza di poco, poi la recupera Gil davanti alla porta, viene messo giù e c'è il fallo, comunque si va subito a scusare il maggiore dei fratelli Banini e riparte adesso Gual
e adesso il discorso falli è un po' meno disequilibrato, 8 del Forte dei Marmi e 5 del Follonica. Esatto, adesso il Follonica può spingere anche qualcosa in più, perché il Forte dei Marmi sappiamo che con 2 falli va al tiro diretto il Follonica, perciò insomma il Follonica può provare anche a pressare un po' di più anche sotto questo punto di vista, ma Gil supera 1, supera 2, finta il tiro, poi quando va alla conclusione però murato, la sfera rimane lì, Ambrosio ci prova di prima intenzione ma la alza, poi la sfera l'ha messa al centro, non ho capito cosa ha fischiato l'arbitro, ma di fatto il Follonica è già ripartito. E dunque ancora un'occasionissima per il rosso-blu, fioccano, se è vero che il Follonica ha avuto le occasioni per andare in rete dalla parte dei ragazzi di Roger Molina, veramente se si giocasse come nel pugilato ai punti sarebbe una gara finita. Tanto Ambrosio mantiene il possesso di sfera, dall'altra parte per Gual, deve uscire dalla zona buia, lo fa in questo momento, serve in profondità Gil tenta il passaggio, c'è una deviazione, l'arbitro dice che non è sfera alta, attenzione che vola in avanti il Follonica, sprecisa la conclusione, adesso è Montigel che va a recuperare una sfera importante, giocatore essenziale per la manovra dei biancazzurri. Montigel per Francesco Banini, per Marco Pagnini, dall'altra parte ancora Pagnini ci prova, rimbalzo serve e aiuta il Follonica, 17 e 15 secondi per la conclusione, attenzione Montigel, il tiro, Riccardo Gnata dice di no ancora una volta a Banini, al più giovane dei Banini, ancora per Gual, attaccato duro, c'è il fallo numero 6 a carico del Follonica e il time out chiesto dalla panchina dei rossoblù. Quando mancano 14 netti alla fine della partita fa di nuovo l'ingresso in pista, vediamo il Luzzi e Chicco Rossi, a fare spazio sono Gil e Gual, ce li riserveremo per gli ultimi minuti. Giulio. Sì, Follonica sta cercando di riportarsi sotto, il Forte dei Marmi dovrebbe cercare invece di sfruttare le occasioni che riesce a creare per chiuderla un po' la partita, perché ha avuto 2 occasioni nitidissime da rete, la formazione di casa pochi minuti fa, in sequenza proprio tutte e 2 con Ambrosio, e sicuramente c'è il merito dei giocatori del Follonica che hanno impedito al giocatore italo-argentino un tiro tranquillo, però indubbiamente sono state 2 belle occasioni che il Forte dei Marmi forse poteva sfruttare meglio. Finito il time out si riprende il posto in pista, anche se Silva è ancora lì con la lavagnetta a spiegare le cose ai suoi giocatori. Ecco, ora si deve riprendere il proprio posto e si dovrebbe riprendere anche il gioco con una rimessa a favore del Forte dei Marmi, o meglio una punizione a favore del Forte dei Marmi, perché ci si era fermati sul 6° fallo commesso dalla squadra ospite. Allora abbiamo ancora ovviamente Gnata in pista, con lui Luzzi, Ambrosio, Cinquini e Chicco Rossi. Dall'altra parte ovviamente Barozzi, Fede Pagnini, Cabiddu, Montigel e Davide Banini. 13,58 alla fine, 8 falli a carico di rossoblù, a quota 6 il Follonica. Vorrei ricordare che quando si arriva al 10° fallo la squadra che ovviamente ha subito i 10 falli può andare al tiro diretto, e che poi è una grande occasione, ma con 2 portieri come quelli di stasera, Barozzi e Gnata, portieri della nazionale oramai da anni e a mio avviso ci rimarranno ancora per anni, difficilmente insomma si deve dare per scontato il tiro diretto di rigore. Ancora Chicco Rossi incrocia con Cinquini, Chicco prova e serve Ambrosio, all'indietro il Luzzi per Ambrosio ancora, tentativo di corsa per il Luzzi, non può scaricare su Chicco Rossi che si era posizionato sul palo lontano, dunque ancora il Luzzi in possesso di pallina per Ambrosio, la domestica, serve il Luzzi,
Indietro Cinquini, missile di Cinquini, poi c'è il tocco di Monticelli che alza la sfera quando mancano 4 secondi alla fine dell'azione rosso-blu, dunque ci sarà tempo per un tocco e tiro che ovviamente non passerà mai, perché insomma faranno di tutto i giocatori del Follonica per impedire il tiro diretto, non c'è possibilità di manovrare, si può solo tirare, se ne incarica Cinquini che va alla conclusione. Dunque niente da fare, sfumano i 45 secondi e torna in avanti il Follonica, la manovra con Montigel per Fede Pagnini. Fede Pagnini si allarga in fascia destra, cede per Capiddu per Davide Banini, ancora Pagnini in possesso di sfera, cerca di liberarsi, su di lui c'è Chicco Rossi ma è Montigel attaccato da Ambrosio, cerca di farsi sentire Ambrosio, grande esperienza di Montigel ma Ambrosio la meglio, la sfera è per Cinquini, per Ambrosio, si allarga Ambrosio, cerca e trova Chicco Rossi, chicca all'indietro Ambrosio, tentativo al centro per il Luzzi che si era posizionato molto bene, buona risposta del portiere a tu per tu, non riesce ad ingannare Barozzi, anche questi compagni di nazionale, poi la pallina non arriva a Cinquini, perciò c'è il contropiede di biancazzurri, ma è un grande Cinquini che ferma tutto, Ambrosio solo ci prova sotto gamba, cerca la giocata Ambrosio, non riesce ma sicuramente strappa gli applausi per quanto fatto. La pallina all'indietro, dunque Capiddu per i suoi, da questi a Banini per Montigel, c'è il fallo numero 9 a carico del Forte dei Marmi e la punizione in favore del Follonica. Il signor D'Alessandro farà rettificare la posizione, ancora per Pagnini, Fede Pagnini, su di lui c'è il Luzzi, poi arriva Chicco Rossi, gli strappa sfera, la fa correre per Elia Cinquini, finisce a terra Rossi, la sfera all'indietro ma Rossi nel frattempo era finita a terra, c'è la trattenuta, il fallo di squadra numero 7 a carico del Follonica. Intanto si prepara il cancello Elia Petrocchi, giovanissimo aggregato alla Serie A1, a fargli posto è Ambrosio che va in panca con il massaggiatore, ancora Fede Pagnini, luce rossa, rischio 10° fallo per il rosso-blu, poi in una qualche maniera Montigel per Fede Pagnini, tenta il filtrante che non riesce, sfera fuori dal rettangolo di gioco, fase difensiva importante del rosso-blu, la punizione in favore del Follonica. 10:52 Giulio, e adesso siamo in quella fase della partita dove tutto può succedere, ma in realtà insomma si è rallentato un po' il ritmo, si comincia a sentire il caldo anche perché poi comunque le due squadre stanno un po' cercando di capire per poi gli ultimi minuti giocarsi. Ancora una bella conclusione di Petrocchi con parata di Barozzi, dicevo stanno un po' tirando il fiato per riorganizzare l'idea. Il Forte dei Marmi nelle ultime azioni ha modificato un pochino, cioè l'uomo in area entra all'ultimo momento perché la marcatura è veramente molto molto chiusa, quella del Follonica, e quindi se l'uomo ci va mentre ancora l'azione è in costruzione viene perfettamente marcato, e quindi per cercare di prendere il momento buono il giocatore entra all'ultimo istante in area quando si sviluppa la manovra. E adesso un Forte dei Marmi che ha tirato in 10 secondi 3 volte addosso a Barozzi, si continua a zerare il tempo, ritornano ai 45 secondi, ma di fatto il risultato non cambia. Il Luzzi per Petrocchi, autore poc'anzi di un ottimo tiro, infatti il signor Silva ha chiesto il time out. Petrocchi all'indietro per Cinquini, da questi a Petrocchi ancora, in orizzontale per Chicco Rossi, 14 secondi, a breve sentiremo Gnata che chiama i suoi al tiro. Chicco lo sentiamo in questo momento, poi c'è il fallo di lunetta da parte di Chicco Rossi
c'è la punizione in favore del Follonica, il time out chiesto dal signor Silva. Dunque si torna alle panchine, vedremo quello che saranno il proseguio. Ricordo il risultato 4-2 nel primo tempo, 3-2 gol di Gil, raddoppio di Gil al sesto, al decimo Ambrosio 3-0, poi rigore di Fede Pagnini, l'autorete di Illuzzi e il gol di Gualla, il 4-2 dopo un primo e 30 della ripresa. Giulio. Sì, è un momento abbastanza importante, ripeto, sembra quasi che le squadre stiano, per quanto lo si possa fare nell'hockey, che è uno sport in cui non ci sono praticamente tempi morti, però stiano un po' tirando il fiato per vedere che sviluppi può avere la partita negli ultimi minuti, che poi ultimi per modo di dire, perché insomma nell'hockey nel tempo che manca da giocare si può praticamente segnare quanto in un campionato di calcio si segna in una giornata intera. Quindi però è chiaro che la partita, anche se il Forte Marmi ha 2 reti di vantaggio e nel secondo tempo ha creato qualche occasione in più, è sempre, eccolo qua, 9:35 alla fine, mi ricordavo che eravamo sui 10 minuti alla fine della partita, e dicevo, anche se il Forte Marmi ha creato più occasioni, però il Follonica è sempre lì pronto a cercare di sfruttare quelle circostanze che gli dovessero capitare. Vediamo se ci sono modifiche, il continuo ruotare i giocatori è dovuto anche non soltanto al fatto che le due squadre se lo possono permettere perché hanno entrambi 8 giocatori di movimento di ottimo livello, ma è dovuto anche al fatto che il caldo si sente leggermente meno rispetto alle altre amichevoli che abbiamo visto qui a Forte Marmi, ma insomma siamo sempre a una temperatura ben superiore a quella che dovrebbe essere della prima metà di settembre. Allora vediamo in pista Parozzi e Gnata ovviamente, poi il Follonica si schiera con Capiddu, Buonarelli, Fede Pagnini e Davide Panini. Adesso c'è un fallo vistosissimo, il cartellino blu per Buonarelli appena entrato, ma il fallo è stato spropositato. Anche perché stava partendo il Luzzi, quindi è quello, più che la gravità in sé non era che fosse un fallo cattivo, ma è chiaro che è il tipico fallo da giocatore che deve partire, no, per il contropiede, quindi Cinquini è l'incaricato, che conosce molto bene come il portiere conosce lui, che sono, oltre che concittadini, hanno giocato parecchio insieme. 15° minuto, Cinquini per il tiro diretto, e anche questa, a mio avviso, sono prove che fa l'allenatore, le varie soluzioni. Tutto pronto, parte Cinquini, para il portiere, ma se vogliamo essere proprio precisi si è mosso non prima, ancora prima che l'arbitro facesse il cenno, ma di fatto l'arbitro non ravvisa irregolarità. Probabilmente siamo noi che abbiamo perso qualche passaggio. Giulio, chiedo conferma. No, si era mosso, ma molto prima, per andare a intercettare Sfera, ma comunque siamo in un amichevole, tutto è concesso. Poi del resto il portiere ci prova, Vabbè, certo, il portiere ci deve provare, però insomma toccherebbe agli arbitri rendere regolare il tutto. Però torno a ripetere, è un amichevole, insomma una partita di preparazione per il Cosa, anche se sinceramente questo trofeo del 60° preferisco tenermelo a casa mia. Quando mancano 9-0-1, 2 gol di vantaggio per il rossoblu, perciò partita più che mai aperta, con il Forte Marmi che adesso ha la superiorità numerica e che è in pista con il Luzzi, Cinquini, Petrocchi e Chicco Rossi. Dall'altra parte a difendere questo risultato in inferiorità numerica c'è Francesco e Davide Panini e Fede Pagnini. La sfera è recuperata dal Forte Marmi con Chicco Rossi, da questi a Petrocchi per il Luzzi, per Petrocchi, per il Luzzi ancora, per Petrocchi, per il Luzzi, il tiro di Luzzi, la deviazione, ancora comunque Chicco Rossi in possesso di sfera, la pallina è per Cinquini, da questi ai Luzzi, il Luzzi per Petrocchi, al centro per Chicco Rossi, non riesce, perciò è Francesco Panini che recupera la sfera, la porta avanti, cerca ovviamente, ha il compito dato dal suo allenatore di far scorrere il tempo, c'è ancora un primo e 0,5 di superiorità per il rossoblu, con la pallina sulla stecca del Follonica, che adesso addirittura
cerca di andare al tiro con Francesco Panini, ma la sfera è recuperata da Cinquini. Cinquini per Rossi, tiro di Rossi, fa la barba al palo, finisce fuori dal rettangolo di gioco, sfortunata in questa occasione il Forte dei Marmi, e dunque la pallina torna nuovamente in possesso di Francesco Panini. Panini ancora fra due avversari, poi Cinquini con una stecca allunga la mano e gli toglie sfera. Ancora Cinquini in possesso di pallina, 32 secondi per Rossi, ancora per Cinquini che cerca il compagno, poi lo trova in Petrocchi che deve entrare, ci prova, bravo Elia, ma altrettanto bravo il portiere Barozzi. 16 secondi, dunque probabilmente il Follonica riuscirà a reggere botta fino alla fine. Grande lavoro di Banini, poi la sfera recuperata dal Forte dei Marmi con il Follonica che torna con il quarto effettivo, dunque riesce a reggere botta grazie anche all'aiuto di un paio di interventi veramente importanti da parte di Barozzi. Adesso è il Luzzi che ci va molto vicino, ma non riesce ad ingannare il compagno di Nazionale. Il Luzzi ancora la mette dietro per Chicco Rossi, in giravolta, Chicco Sposo fa 5-2 e si fa un regalo bellissimo Chicco Rossi. La rivediamo, l'abbiamo rivisto il replay, 6:42 alla fine, e questi sono, Giulio, i gol di Chicco. Sì, mi ha rubato la definizione, perché è evidente, sono proprio i gol di Rossi, un giocatore da area che ha affinato moltissimo le sue qualità negli anni di Sarzana in particolare, e è diventato veramente un grande realizzatore, diciamo uno dei migliori interpreti in quel tipo di gioco offensivo in Italia, perché veramente ha fatto grandi cose. Gran gol quindi di Rossi. Volevo fare un'osservazione per quanto riguarda come il Follonica ha gestito l'inferiorità numerica, no? Quando le squadre hanno personalità, e questo è successo anche in un'altra amichevole col Forte dei Marmi, quando le squadre hanno personalità, anche se hanno un uomo in meno, non si limitano a difendersi, ma sono anche propositive, quindi questo fa capire come le squadre siano convinte delle proprie capacità, no? Anche con un giocatore in meno contro un avversario di valore come il Forte dei Marmi, il Follonica non ha badato soltanto a cercare di chiudere le cose, ma è stato propositivo, e ripeto, questo fa capire molto anche sull'impostazione dell'allenatore e sulla personalità della squadra. Intanto nuovi cambi, il Forte dei Marmi adesso è in pista con Gil Torner, Ambrosio e Illuzzi. Gil per Ambrosio, per Torner, pressing altissimo del Follonica, ci prova e si deve strasuperare Barozzi per fermare la martellata del Nigno Enric Torner, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco, punizione in favore del Forte dei Marmi, battuta in questo momento, il Luzzi in possesso di sfera per Torner, all'indietro per Gil per Ambrosio, c'è l'intervento difensivo, ma Ambrosio mantiene il possesso di sfera. Ancora il Luzzi adesso, il Luzzi al centro e ancora Barozzi, miracolo, tiene a galla un ottimo Sarzana. Poi c'è il fallo di Francesco Banini su Ambrosio e tentativo di aggancio. Se Ambrosio si fosse buttato a terra sarebbe stato un cartellino blu. Vale solo il fallo di squadra, ma sicuramente sarebbe stato un cartellino blu. Già battuta Ambrosio, il Luzzi per Torner, per Ambrosio, la sfera all'indietro per Gil, la domestica e riparte il Forte dei Marmi. Ancora il Luzzi al centro, l'intervento del portiere, ma la sfera è per Ambrosio che la mette dall'altra parte, dove però c'è un Marco Pagnini che capisce le intenzioni dell'avversario. 5-2 risultato, 9 falli per il rosso a carico del rossoblu, a quota 8 il Follonica con Francesco Panini per Davide. Ancora Francesco, si allarga, finisce a terra Davide Panini e c'è il 10° fallo. Dunque si riprenderà con la punizione di prima quando mancano 5:09.
Punizione di prima affidata, vediamo, a Ci sono i fratelli Banini. Banini. 10° fallo dunque. È Davide, però. Banini, il più grande dei due fratelli. Vediamo se al pari del più grande dei due cugini, no, forse è più grande Marco rispetto Marco, a Federico, se al pari comunque dei cugini riesce a trasformare il tiro diretto. Quello era un rigore, quello di Fede Pagnini nel primo tempo, che gli ha consentito di accorciare. Adesso è il fallo, il 10° fallo, perciò punizione di prima, e c'è il cambio del portiere. È entrato Mattia Tahiti al posto di Riccardo Gnata. Beh, insomma, questo anche se è un amichevole, è una responsabilità non da poco per Tahiti. non da poco, a meno che no, non è in panca Poniti, perciò non è da poco, ma è bravo il bimbo, gliela para, e adesso si torna a giocare anche con la mente un po' più libera, perché abbiamo 5 falli a disposizione prima di arrivare al prossimo tiro, e 4 primi e 57 con 3 gol di vantaggio. Tutto sommato, e 2 grandi parate di Barozzi che hanno due impedito. grandi parate di Barozzi che hanno impedito il gol che il Forte dei Marmi va comunque a cercare, anche perché vediamo la formazione che è in pista. Al centro. Si dice, no, che quando un portiere arriva, insomma, supera i 30 anni, comunque ha i riflessi e altro. Barozzi ha avuto sia su Torner che nell'altra occasione 2 riflessi straordinari, ma veramente incredibili, perché è tanto una bella parata ancora di Tahiti su Marco Pagnini, che però si ripropone perché i compagni non aiutano molto il portiere, lasciando la palla al numero 9 del Follonica. No, diceva, ha avuto due riflessi straordinari, perché era anche mezzo coperto, a dimostrazione che quando uno è un fuoriclasse, anche se ha qualche anno in più dei 30, continua a fare sempre cose straordinarie. L'abbiamo visto nel primo tempo con Gil, altrettanto con Barozzi. Io credo che dovranno ancora Barozzi e Gnata difendere a lungo la porta dell'Italia, e adesso c'è il fallo, questo però non ci sta, assolutamente. Viene fischiato il 9° fallo, scusate, ma questa era una spintonata da dietro verso la balaustra, e capisco anche la frustrazione di vedersi i giocatori scappare da ogni parte, ma questo non ci sta assolutamente. Cioè, posso capirlo durante una finale, ma non durante un trofeo amichevole. E Luzzi comunque ancora in possesso di sfera, il Luzzi attaccato. Tornare il tentativo, questa qui era stata una furbata da parte di Ambrosio, farsela passare fra le gambe, ma bravo ancora Barozzi. 5-2 con Marco Pagnini, ancora per il Luzzi, che porta via sfera a Fede Pagnini, no scusate, Banini. Poi la sfida schizza lontana, arriva a Torner, se di lui c'è Liobet, la cede a Gil, Gual si prepara all'ingresso in pista. Mi è parso un ingresso un po' precipitoso, non vorrei che avesse visto qualche nervosismo di troppo. E c'è adesso l'11° fallo per il rossoblu, la punizione in favore del Follonica quando mancano 2,50, fuori il Luzzi, e secondo me ha fatto anche piuttosto bene, perché non si può essere presi e sbatacchiati contro la balaustra in un torneo così. Perciò è bene che vada a smaltire un po' di nervosismo in panchina, anche se a mio avviso aveva tutte le ragioni per essere nervoso in questa occasione. Comunque Monticello in possesso di sfera, Monticello ancora in profondità per Liobet, Liobet ancora per Capiddu per Marco Pagnini, Pagnini per Monticello, Liobet ancora, 2,31, Marco Pagnini fa un buon lavoro d'appoggio per Monticello, e questi a Liobet, il blocco vistosissimo, Ambrosio è un difensore perfetto. Adesso è Gual per Gil, la domestica, supera un avversario, la cede a Torner per Gil, preso in controtempo, mantiene però il possesso di sfera, esce dalla zona buia, percussione in fascia sinistra, si accentra, serve Torner, il tentativo appoggiato di Torner, la buona difesa di Barozzi,
tiene a galla il Follonica, e ancora Riccardo Gnata e ancora Gual con calma su Gil. Scusate, a Tahiti e non Riccardo Gnata, ma la parata era lo stesso di un campione di prima grandezza. Mi scuserà il ragazzo, ma di fatto ancora per Pagnini in possesso di sfera, 1,25 per Marco Pagnini. Llobet al centro dove c'è Gual, se la prende e se la porta via, la serve a Torner, mamma mia, la incrocia sul palo lontano, fuori di un soffio, ma fioccano le occasioni. Adesso al centro ancora Torner per Gil, per Gual, non l'aggancia di prima intenzione, ma la serve a ritroso per Rick Torner. Per Gil 48 secondi, solo un suicidio collettivo potrebbe consentire al Follonica di rientrare in gara. Dunque il Forte dei Marmi si aggiudica questo trofeo del 60° con il gol di Gual, servito stupendamente da Torner. E Gual, eccolo qua, guarda la sfera, la mette di là Gual, e la mette sul primo palo. E quando mancano 36 secondi è 6-2. Dunque sfera in profondità, Llobet in possesso di sfera, Gual monumentale, la porta via, si ferma, la cede a Torner, da questi a Gil ancora per Torner, che torna all'ennesima percussione. Ancora per Gil, cerca il filtrante, non riesce, ma poi va come un diavolo a cercare di riprendersi sfera. Non vorrebbe perdere mai, neanche quando si gioca a boccette, e lo dimostra ogni volta. È finita la gara, 6-2 il risultato, 1,29 Gil, 6,56 Gil al 10° Ambrosio. Poi accorcia sul rigore Fede Pagnini, un'autorete sfortunatissima di Luzzi. Gual 4-2. Blu a Bonarelli, il tiro diretto di Cinquini è parato, Rossi per il 5-2. 10° fallo, il tiro di Davide Pagnini è parato da Mattia Tahiti, che fa una prestazione in quei 5 minuti in cui è stato in campo veramente importante. Poi Gual fa 6-2. Che dire, in fase di conclusione 2 le reti del Follonica in questo 6-2, una su rigore, una su autorete. Non abbiamo praticamente concesso un gol su azione, e questo dice che insomma è un Forte dei Marmi importante, fa ben sperare. Giulio. Sì, diciamo che è un Follonica che ha qualche giorno in meno di preparazione rispetto al Forte dei Marmi, un Forte dei Marmi che ha vinto, come penso tutti quelli che hanno visto la partita possa confermare meritatamente questa partita e il relativo trofeo, e un Follonica che comunque sarà sempre una protagonista di questo campionato, perché ha i numeri per continuare ad esserlo. Il Forte dei Marmi è una squadra che è molto cresciuta dalla prima amichevole, al di là che fosse una squadra di A2 come il Correggio, ha chiuso questo ciclo di amichevoli con tutte vittorie, contro il Correggio, contro il Sarzana, contro il Grosseto, il torneo di Vercelli con appunto i padroni di casa e il Monza, e adesso con il Follonica. È vero che non valgono nulla le amichevoli, l'ho detto anch'io prima, però insomma è comunque sempre meglio vincerle, specialmente quando, come in questo caso, la vittoria avviene al termine di una ottima prestazione contro una squadra che era riuscita a riportarsi veramente sotto nel primo tempo e aveva messo in difficoltà proprio nella seconda parte del primo tempo un Forte dei Marmi che però nel secondo tempo ha meritato la vittoria, dimostrandosi in questa partita almeno superiore. Grazie e buona serata. Bene, io ringrazio l'amico Giulio Arnolieri per il commento, lo lascio al suo pezzo per la Nazione di Viareggio, redazione sportiva della Versilia, ovviamente in attesa di vedere alzare il primo trofeo in casa del Forte dei Marmi. Sappiamo che ha già vinto il trofeo Sala in quel di Vercelli qualche giorno fa. Insomma, questa era veramente la festa di compleanno dell'Hockey Forte. Vediamo l'amico Alessio che prepara tutto l'occorrente, portiamo tutto ciò a centro pista e chiamiamo le due squadre che si sono disputate questo trofeo. Allora, ecco la premiazione del trofeo
Trofeo del sessantenario dell'Hockey Forte dei Marmi, vinto dal Forte dei Marmi per 6-2. Vediamo a centropista il presidente Tosi con Attilio Bindi, con il dottor Attilio Bindi. La seconda classificata è il Follonica e dunque con il capitano in testa la medaglia della seconda classificata per il Follonica. E adesso vediamo che è Piero Tosi ancora, ovviamente vediamo la premiazione e la volta di Banini. Adesso l'ultimo è Montigel e adesso arriviamo alla premiazione dei rossoblu. La medaglia ovviamente anche per la dirigenza del Follonica, allenatore e dirigenti che non si sono presentati in pista per motivi logistici. E adesso eccolo qua, è il GDS Hockey, è il primo, fa cenno Riccardo Gnata, è Chicco Sposo Rossi. Sappiamo che domani convolerà a nozze, gli viene dato questo onore di andare a raccogliere il trofeo per la propria squadra. Ritira il trofeo e l'ultimo da scapolo il signor Chicco Rossi. Eccolo qua, Chicco Rossi, che si è concesso l'uso di un gol straordinario. Il saluto con tutti i compagni e poi ovviamente la consegna. Saluto con il presidente il signor Attilio Bindi, l'applauso e il doveroso applauso da parte ovviamente della squadra e di tutto il palazzetto. E adesso vogliamo veder alzare il trofeo, dopodiché possiamo anche chiudere questa diretta, perché sinceramente insomma qua su in cima c'è di che soffrire dal caldo. Foto di rito, li vediamo, entra anche lo staff, allenatore, tutto lo staff, tutto pronto. Parte l'inno e li vediamo qua insieme al presidente Piero Tosi, il signor Attilio Bindi, il Forte dei Marmi che conquista il trofeo del sessantenario. Bene, da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, un grazie come già detto per Giulia Norieri per il commento, per Giuseppe Nardini per le riprese e la parte tecnica. Per quanto riguarda la regia, i pulsanti magici di Simone Polacci, la linea va alla regia, risentirci alla prossima lei.